Una sfida d'apertura della seconda giornata di campionato, Roma-Sassuolo, tra poco in campo, derby iniziale per le giallorosse, 2-2 in casa di fatto della Lazio. Fischietto in bocca, arbitra Domenico Castellone di Napoli che guarda il timer e dice che si può cominciare, inizia adesso la partita. Prova a venire avanti subito la Roma che allarga in ampiezza con Onshaw. Inserimento di Greggi, 1 contro 1, vediamo se parte questo cross ancora e subito, cercare la testa di Giacinti. Interessante, come dicevamo, il discorso della catena di sinistra, ma è anche vero che tra le giocatrici più intense di questo campionato giocano invece sulla corsia opposta, ovvero Felchens e Sissoko. Tentativo di andare direttamente in porta, ci riprova Valentina Giacinti. Si va dentro! C'è un motivo se questa ragazza è l'unica italiana candidata al pallone d'oro e non a caso alla 10 sulle spalle. Che pennellata per l'1-0 della Roma! Vediamo se reagisce subito il Sassuolo con questa soluzione! A grande gol! Risponde, grande gol! Il Sassuolo ha già pareggiato la partita! Che gol che cala Lana Cleland, 1-1! Possibilità di andare dentro, il pallone passa col piatto, gran giocata di Prugna, grande risposta di Camelia Ceasar, il Sassuolo molto vicino a raddoppiare e ribaltare la partita. 1, 2, 3, 4 maglie bianche nell'area di rigore giallorossa. Dentro, primo palo, a cercare la testa dei Gallazzi, vola, mette il mantello Ceasar sopra la traversa, ancora Sassuolo. Strappa bene Velinvian, riesce anche ad andare di tunnel, poi scivola anche lei, era buona l'idea. Andare ad aggredire in velocità l'avversaria che scalava, scappava spalle alla porta. Insiste la Roma. Dalla distanza al sinistro di Onshaw, centrale, debole. Facile per Solène Duran. Di trame avvolgenti che possono portare ovviamente alle soluzioni offensive a trovare la porta. Prugna appoggia Cecilia Prugna, larga questa palla. Chmielewski sul secondo palo, riesce ad arrivare Brusti a mettere il piatto, ma è arrivata un po' sbilanciata, il pallone è arrivato debole tra le braccia di Camelia Ceasar, poi fallo su Valentina Giacinti, colpita alla schiena, cartellino giallo. Stiamo per avvicinarci all'ora di gioco, 2/3 di partita, sempre parità all'Eur, al Tre Fontane, intanto è passata Missipò, vuole la porta, riesce a calciare. Cleland, gran giocata, scappa via Kumagai a Greggi, poi questo pallone a tagliare di là, arriva veloce per andare in porta Chmielewski, vola a prenderla ancora una volta Ceasar, terza grande parata. Missipò, servita molto bene da Monterubiano, palla dentro ancora per Eimon, il pallone passa in qualche modo, piatto fuori, che cosa sbaglia Aurora De Rita, a tanto così dal gol del 2-1, cestina il vantaggio, si va. Ionna nella mischia, testa a liberare di Pleudrup, poi ovviamente anche Eimon, ma non c'è più tempo, era l'ultima scena.